Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Lunedì 8 di maggio, stavo per dire marzo, sono le 7.32. Vi ricordo il sito di radiolibertà.net e la pagina Facebook di Radio Libertà dove trovate ciò che va in onda durante la giornata. Intanto, come sempre, vediamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, le notizie più aggiornate. Si fa per dire: festa da Oscar per il Napoli, al Maradona esplode la gioia, trionfo per il terzo scudetto. Napoli si gode la festa, Spalletti per gli azzurri, attacco aereo su Kiev e secondo titolo danni a edifici e 5 feriti. Le dimissioni di Cottarelli da senatore del PD, a disagio nel PD della Schlein, grande stima di Elly Schlein ma dissento su diversi temi, dice l'economista e poi appunto da ultimo senatore del PD. In Parlamento estrema conflittualità. Ho avuto offerte ma non è giusto cambiare partito. E ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA di stamani, la cronaca nera. A Torre Maggiore nel Foggiano tentava di difendere la madre, uccisa a 16 anni dal padre. L'uomo ha ucciso anche il presunto amante della moglie. La donna è rimasta ferita. L'omicida è stato arrestato. Dopo aver compiuto i 2 delitti ha girato un video con immagini molto crude in cui minaccia la moglie. Appello del sindaco di Torre Maggiore: bloccate la diffusione di queste immagini. E poi il tumore di Michela Murgia. Ho un tumore al 4º stadio, mi restano mesi. In un'intervista al Corriere della Sera la scrittrice rivela di avere un carcinoma renale in stadio avanzato e dice: spero di morire quando Meloni non sarà più Presidente del Consiglio. La Premier replica: lei lo auspica, io me lo auguro, perché punto a restare a lungo. E ancora in primo piano, sull'agenzia ANSA di stamani, lo scrittore russo Prilyepin è uscito dal coma farmacologico, è cosciente, la Russia accusa, responsabili sono Kiev e Washington. Parla anche Visco, inteso come il governatore della Banca d'Italia. Sui tassi la Banca Centrale Europea vada adelante con juicio, citazione manzoniana, l'obiettivo della lotta all'inflazione è condiviso, ma la BCE ci vada piano, vada avanti piano, con giudizio sui tassi, con prudenza sui tassi di interesse che continuano ad aumentare. 35 anni fa l'addio a Enzo Tortora, icona dell'errore giudiziario, e la donna sotto shock violentata nel bagno di una discoteca. Il racconto di una 31enne che non ha fornito altri dettagli ai carabinieri di Milano. Poi vedremo i numeri sulle violenze sessuali a Milano che sembrano essere in crescita.
Tajani per Forza Italia osserva che Berlusconi non ci pensa per niente a lasciare la guida del partito. In mattinata anche Salvini, a margine dell'assemblea FIBA Confcommercio, aveva parlato di Berlusconi. L'ho visto bene, ha ancora tanto da dire, ha detto Matteo Salvini a proposito di Silvio Berlusconi. Preso l'uomo ricercato per la violenza su una sedicenne a Latina, si nascondeva in una fabbrica abbandonata, poi William e Kate fra la gente allo street party di Windsor e le riforme, parte il confronto governo-opposizione, poi vedremo. Avviato infine il piano di evacuazione dell'hotspot di Lampedusa con il supporto del Ministero della Difesa, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto. Piano per garantire le condizioni di vivibilità. Oggi la struttura ha sfiorato i 1700 ospiti, scrive l'agenzia ANSA, e su questo si sofferma anche il giornale. In primo piano con un articolo di Valentina Raffa, Lampedusa 1326 in un giorno, l'hotspot rischia di scoppiare, il centro di raccolta insomma, altri 800 e passa migranti verso l'Italia bloccati dalla Tunisia e la Guardia Costiera recupera 130 persone alla deriva. Fermata un'altra barca partita da Tebuba, stop delle Fiamme Gialle, un viaggio da 388.000 euro. Sulla questione dell'immigrazione anche La Stampa, riprendono le partenze dalle coste libiche, l'hotspot di Lampedusa di nuovo al collasso, in 24 ore 1326 persone arrivate con 23 sbarchi, scatta il piano per alleggerire il centro di accoglienza, scrive anche La Stampa, che poi si occupa della Libia, la tenaglia sui migranti, motovedette, camion, tecnologie di controllo, il patto con il generale Haftar per arginare le partenze e il ministro dell'interno italiano Piantedosi il 15 maggio vola in Tunisia. Le richieste della Libia, oltre a mezzi per controllare i migranti, anche fondi per sostenere l'agricoltura. Poi c'è il fronte tunisino, oltre ai mezzi di trasporto, l'Italia impegna anche gli 007 per frenare le partenze dalla Tunisia. Il caso Lampedusa, oltre ad aumentare i rimpatri, si aumenteranno i posti nei centri di Calabria e Sicilia per sgonfiare Lampedusa. Nella stessa pagina, anzi a pagina dopo, c'è un focus invece di Giacomo Galeazzi a proposito di Africa sulla polveriera Congo. 6 milioni di morti in 30 anni, guerra civile in Africa centrale tra gruppi etnici e fazioni. Medici Senza Frontiere non arretra, dal Nord Kivu all'Ituri, il racconto del capomissione Alessandra Giudice Andrea. Aiutiamo tutti. 6 milioni di morti in Congo in 30 anni. Repubblica poi si occupa anche di farsi un giro a bordo del Seabird, il velivolo dell'ONG Sea Watch che perlustra il mare in cerca di aspiranti profughi per l'Italia, in volo sull'aereo che avvista i migranti. Lottiamo col tempo, dicono quelli della ONG, appunto, Sea Watch. Il velivolo si chiama Seabird. Leona, 30 anni, la capomissione. Ogni secondo decisivo per salvare vite. Mentre lasciamo il tema immigrazione con un ultimo articolo da segnalare, poi ci torniamo sopra su questi articoli. Comunque c'è su Repubblica Affari e Finanza un altro punto di vista, quello prettamente economico, sulla Tunisia in questo caso, uno dei paesi di partenza del flusso dei migranti. Le aziende italiane in Tunisia non temono lo spettro del default, racconta Repubblica Affari e Finanza. Sono oltre 900 imprese, danno lavoro a quasi 75.000 persone, mica poco, in un paese alle prese con un drammatico scontro politico e sociale, con una disoccupazione al 15%. Così racconta Repubblica Affari e Finanze. Piuttosto interessante la questione, che parte da Mornaguia, un paesone di 20.000 abitanti nella pianura del Mornag, uno di quei borghi agricoli anonimi e polverosi come ce ne sono tanti all'interno della Tunisia. Anche se qui la grande città preme, siamo a una ventina di chilometri a sud-ovest di Tunisi. Subito fuori da Mornaguia una serie di tende di pastori e i loro greggi, e poi si materializza un edificio bianco immacolato, una fabbrica che all'interno diventa asettica di color verde elettrico con le sue linee di montaggio ordinate. È un lembo di Veneto produttivo piombato da queste parti. Abbiamo inaugurato lo stabilimento a maggio del 22, dice Milko Malosso, direttore generale di
Global Display Solution, GDS, in Tunisia. L'azienda viene da Cornedo Vicentino, è attiva in una serie di prodotti elettronici, i display informativi per gli aeroporti e le stazioni ferroviarie. Ha scelto la Tunisia per la sua terza fabbrica all'estero, dopo Romania e Cina, quando già la crisi economica in Tunisia e le incertezze politiche erano forti. Le aziende italiane in Tunisia non temono il default. Ci torniamo sopra dopo. Intanto, vergogna usare il presidente Berlusconi per un video così angoscioso. A parlare Roberto Gasparotti, che ha confezionato il video famoso della discesa in campo di Berlusconi nel 94. Su Facebook Gasparotti è sbottato commentando il filmato in cui nonno Silvio appare stanco e affaticato. Per girare il filmato ci sono stati 3-4 tentativi, con la struttura Mediaset a occuparsi delle riprese. Orazio Fascina, padre di Marta, la compagna di Silvio, ormai fa da consulente politico a Silvio Berlusconi. Lo stesso Gasparotti è intervistato oggi su Repubblica. Che errore quel video dall'ospedale. Incapace chi lo circonda, dice l'ormai ex ma storico regista personale di Berlusconi. Anziché un'immagine di speranza, in quei 21 minuti il Cavaliere comunica: angoscia, ho acceso la TV per seguire l'incoronazione di Carlo III, poi ho visto il videomessaggio di Berlusconi e no, non posso accettare che il mio re sia stato mandato allo sbaraglio. In quel modo, dice Roberto Gasparotti, volto noto a chiunque per lavoro o impegno politico abbia avuto a che fare con l'entourage di Silvio Berlusconi. Gasparotti ha lavorato per 42 anni al fianco di Berlusconi, seguendolo ovunque, in Italia e all'estero. Definirlo cameraman è riduttivo, è stato il responsabile dell'immagine di Berlusconi, il regista personale. Un professionista della comunicazione capace di trucchi artigianali. Lo chiamavano l'uomo della calza, il filtro usato per rendere più fotogenico il capo in TV. Gasparotti era dietro la telecamera che il 26 gennaio del 94 filmò la discesa in campo di Berlusconi e oggi boccia senza appello il filmato che il fondatore di Forza Italia ha inviato alla Convention Azzurra. Vergogna, vergogna! Il presidente usato per un video angoscioso. Ci sono rimasto male, dice oggi Gasparotti a Repubblica, nel vedere il dottore, il mio presidente, così sofferente. Lui ha sempre trasmesso speranza agli altri. In questo video, mi spiace dirlo, esprime compassione. Non mi faccia dare giudizi. Io credo che bisognava evitare scientificamente di farlo vedere, ma su un tycoon del suo livello, un uomo geniale che già negli anni 70 ha costruito città ecologiche, un politico di grande successo, fatto sedere dietro una bandiera in un ospedale. Ma a quale scopo? Ha bisogno di un contributo del genere? I giovani, cui lui ha sempre creduto, devono ricordarlo così? Per molti esponenti dell'ultima generazione è stato il presidente del Milan dei trionfi. Forse sarebbe stato meglio trasmettere un filmato con tutti i suoi successi. Su Berlusconi si è pronunciato anche Matteo Salvini, ha ancora tanto da dire e da dare. Ieri l'ho visto bene, ha ancora tanto da dire e da dare, ha detto il ministro Salvini, vice premier, parlando appunto di Silvio Berlusconi. La settimana prossima, come centrodestra unito, chiuderemo la campagna elettorale in Lombardia, a Brescia. Conto che ci sarà il suo fondamentale, insostituibile contributo, ha detto Salvini. A proposito di Salvini, acciaio Ilva per fare il ponte sullo Stretto. Questa infrastruttura garantirà anni di commesse piene. Domani il decreto inizia l'iter in aula alla Camera. Il governo prepara la fiducia, scrive Il Tempo di Roma. In Calabria e in Sicilia, ha detto Salvini, siamo già al lavoro su strade e ferrovie. Solo per la linea Palermo-Catania ci sono 3 miliardi e 400 milioni di euro. Le ricadute economiche della grande opera, il ponte sullo Stretto, possono essere molteplici. Ne indica una Matteo Salvini: per realizzare il collegamento Calabria-Sicilia, l'acciaio dell'ex Ilva. L'opera, secondo il ministro Salvini, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, garantirebbe anni di commesse piene all'acciaieria di Taranto. Gli investimenti sono cospicui, sono costantemente in contatto con gli amministratori locali di tutti i colori politici. Intanto domani il decreto legge del ponte sullo Stretto, terminato l'iter in commissione, approda in aula alla Camera dei Deputati. Va inviato al Senato entro il 30 maggio.
non è da escludere che il governo decida di porre la fiducia sul provvedimento. I costi dell'opera, rispetto a una stima iniziale di 10 miliardi, sono stati fatti salire a 13 miliardi e mezzo di euro, come scritto nel documento di Economia e Finanza. A questa cifra bisogna aggiungere altri 1,1 miliardi per opere complementari, connessioni ferroviarie, totale 14 miliardi 600 milioni. Le coperture vanno trovate e il documento di Economia e Finanza sottolinea che andranno definite in sede di legge di bilancio, la prossima finanziaria, insomma. Al finanziamento dell'opera si intende provvedere mediante risorse messe a disposizione dalle regioni a valere sui fondi per lo sviluppo e la coesione, l'individuazione in sede di bilancio, prossima finanziaria, della copertura pluriennale a carico del bilancio dello Stato e infine i finanziamenti contratti sul mercato nazionale e internazionale. Saranno considerate prioritarie, si legge nell'allegato al documento di Economia e Finanza, le interlocuzioni con finanziatori istituzionali quali la Banca Europea degli Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti, ma anche il Fondo Europeo CEF, Connecting Europe Facility. Nelle scorse settimane Salvini ha fatto sapere che presenterà il progetto in un tour nelle città europee per illustrare i vantaggi dell'opera e trovare potenziali investitori interessati a finanziarla. Il road show, come si dice in gergo, partirà dopo gli approfondimenti del progetto, perché il ministro dovrà presentare la versione definitiva. Ieri Salvini ha ricordato che il ponte si inserisce in un quadro più ampio di potenziamento delle infrastrutture. In Calabria e Sicilia siamo già al lavoro su strade e ferrovie. 3 miliardi 400 milioni solo per la linea Palermo-Catania. Il bando per il completamento della metropolitana di Salerno, 2,7 miliardi per l'alta velocità Salerno-Reggio Calabria. L'elenco sarebbe ancora più lungo. A questo si accompagna il progetto simbolo, il collegamento stabile tra Calabria e Sicilia, fondamentale per il Sud, per l'Italia, per l'Europa, dice Salvini. Su Repubblica viene liquidato così il tutto. Spreco di Stato, il ponte dei regali, altri 4 miliardi e mezzo della Lega e di Fratelli d'Italia, da Lega e Fratelli d'Italia, a Salini. L'infrastruttura ancora non c'è, ma la destra presenta un emendamento per adeguare i contratti firmati nel 2011 e poi annullati. Dubbi dei tecnici. Non solo l'adeguamento Istat, un aumento previsto già nel vecchio contratto, ma un ulteriore incremento per l'eccezionalità dell'aumento dei prezzi di materie prime ed energia, il tutto senza quantificare davvero quanto spenderà in più lo Stato. L'importante è continuare a prevedere spese per il ponte sullo stretto che non c'è. Non si conosce quale sarà il progetto definitivo, chi lo farà, se l'Europa consentirà di continuare ad affidare tutto ai vincitori della vecchia gara del 2010, il consorzio capitanato dal gruppo Salini. Nel dubbio, dopo l'emendamento Lega Forza Italia che stanzia 7 milioni per una campagna di comunicazione su un progetto definitivo sconosciuto, arriva in commissione trasporti l'emendamento, primi firmatari sempre i deputati della Lega, che aumenta il corrispettivo da riconoscere al consorzio Eurolink, 4 miliardi e mezzo in più, scrive Repubblica. Lasciamo il tema ponte, in tema di infrastrutture invece ha parlato ancora Salvini sulle ferrovie, guasto, ritardi di treni, troppi anni senza investimenti, dice Matteo Salvini. Giornata molto difficile per il traffico ferroviario, un guasto alla linea elettrica ha causato ore di ritardi e gravi disagi. Paghiamo una fragilità infrastrutturale importante causata da troppi anni senza investimenti e senza ambizione, ha detto il ministro Salvini, commentando il guasto sulla linea ferroviaria Roma-Firenze che ha causato rallentamenti e ritardi dell'alta velocità. Mentre a proposito di trasporti, un assessore ai trasporti che se ne intende e alla mobilità è stato Giorgio Goggi, nella giunta Albertini tanti anni fa a Milano, e è intervenuto sul tema Goggi, molto interessante, del costo delle case a Milano, da cui l'iniziativa della ragazza in tenda e gli altri che l'hanno seguita, e in generale della mobilità nella disastrata città di Milano per molti aspetti. Leggo sul Corriere della Sera, scrive Giorgio Goggi, che un letto, non una stanza, per studente a Milano costa 700 euro al mese e il sindaco Sala tuona intervenga lo Stato. Ma è stato lo Stato a creare la bolla immobiliare milanese che ha fatto crescere follemente i costi immobiliari e ad espellere le famiglie milanesi che non li possono sostenere?
Lavoratori che poi, se non hanno accesso a un mezzo pubblico, tornano come pendolari e vengono vessati con le aree B e le aree C. È stato lo Stato a imporre al Comune di Milano un piano di governo del territorio che ha consentito uno sviluppo immobiliare anomalo? È stato lo Stato a consentire l'abbattimento di tanta edilizia dotata dell'equilibrio tipico della tradizione milanese? Vedi una palazzina Liberty appena demolita, per costruire anonimi palazzoni fuori scala, del tutto estranei all'architettura civile milanese? È stato lo Stato a imporre la costruzione degli anonimi, sempre più anonimi grattacieli sorti a Milano? È stato lo Stato a imporre il fondo del Qatar perché spadroneggiasse sulla città? Eppure il concetto di bolla immobiliare, scrive Goggi, dovrebbe essere ben conosciuto. Perché dunque lo Stato dovrebbe intervenire coi soldi dei contribuenti? Dalla giunta Moratti in poi Milano è aumentata di 200.000 abitanti e quindi di 100.000 auto da parcheggiare, violando il patto storico che manteneva in equilibrio la popolazione milanese con quella dell'area urbana circostante. Perché il sindaco non ha aumentato gli oneri di urbanizzazione, i più bassi tra le grandi città, per costruire case dello studente? Ora anche le università temono l'abbandono degli studenti. Cosa pensa di fare? Altro tema. Una donna in bicicletta, scrive Giorgio Goggi, è stata investita e uccisa da un mezzo pesante alla svolta a destra da un semaforo. Il nostro sindaco ha detto i mezzi pesanti devono montare telecamere per vedere l'angolo cieco alla svolta a destra. Ma da sempre si sa che i camion hanno il problema dell'angolo cieco e le piste ciclabili si fanno diversamente. Una volta dovevano essere protette da un cordolo, ma poi un inopinato cambio delle norme ministeriali lo ha eliminato. Ma si possono trovare altri sistemi già in uso altrove. Sfalsare la lunghezza delle piste ciclabili con le corsie dei veicoli in avanti o in indietro, cicli semaforici diversi per biciclette e veicoli in svolta a destra, ma soprattutto la tecnica internazionale vuole che le piste ciclabili, se non protette, non siano realizzate su strade principali, ma solo su quelle secondarie o zone a 30 all'ora. Così è in gran parte dell'Europa. Parigi, che sovente ispira Milano, non fa così, però almeno protegge le piste con una serie di colonnine oppure le traccia a contromano. A Milano invece in Viale Monza il carico e scarico si fa sulla pista ciclabile. Chi scende da un taxi in via Visconti di Modrone rischia di sbattere a terra un ciclista, e questi sono solo alcuni esempi. Ci sono 1000 norme, conclude Goggi, di buona realizzazione, più semplici ed efficaci piuttosto che installare telecamere su ogni camion. Ma il fatto è che Milano usa le piste ciclabili per fare la guerra alle auto, altrimenti non le metterebbe sulle strade più trafficate. E si sa che in guerra quello che muore è il soldato, ancorché inconscio del suo ruolo, più debole e meno protetto. Insomma, la finisca di chiedere che intervenga lo Stato il sindaco di Milano, Beppe Sala. Faccia qualcosa lui. A proposito di Milano, stupri e rapine, allarme in città. Nella notte di sabato l'ennesima violenza sessuale in discoteca e una decina di aggressioni. Il sindaco anche qui chiede più agenti, il ministro Piantedosi mercoledì dopodomani è qui a Milano. Alcune zone sono fuori controllo. Aggredita nei bagni di una discoteca, abusata da uno sconosciuto, violentata, l'incubo di una 31enne in un locale di via Padova. Era uscita con amici e amiche, intorno alle 3 di notte ha lasciato il gruppo per andare in bagno, la porta non si chiudeva, ho sentito bussare, ho chiesto di aspettare. Qualcuno è entrato, mi ha violentata. L'ennesimo caso di stupro dopo 10 giorni caldi, con 4 casi di violenza. Il ministro Piantedosi sarà a Milano mercoledì. Ma poi c'è la lettera che il Corriere della Sera pubblica nello stesso dorso milanese e lombardo di stamani, di uno studente. Sentite un po'. Sono uno studente di Automation and Control Engineering del Politecnico di Milano, anche membro di uno dei team sportivi del Dipartimento di Meccanica, e perciò frequento quotidianamente intensamente il campus La Masa del Politecnico. Scrivo a nome mio e di tutti gli altri firmatari di questa email che frequentano o hanno frequentato il campus La Masa e le stazioni ferroviarie di Villa Pizzone e Bovisa a seguito dell'ennesimo episodio di aggressione armata a scopo di rapina che ha coinvolto uno studente del Politecnico. Per portare alla vostra attenzione quanto segue, scrive Federico Terenziani, studente del Politecnico, sul Corriere della Sera, dorso milanese di oggi. Il degrado delle infrastrutture che circondano la sede di Bovisa del Politecnico, come la stazione e il quartiere di Villa Pizzone,
oltre ai numerosi terreni e parchi abbandonati che circondano la zona, è un fatto noto. Ciò che potrebbe invece non essere noto agli occhi di tutti è il conseguente degrado sociale che investe questi spazi. Si discute da anni tra studenti della pessima fama della stazione del quartiere di Villa Pizzone, con il consiglio di evitare il più possibile la zona. Nelle ultime settimane, situazione che è diventata insostenibile, con l'intensificarsi di aggressioni armate e rapine quotidiane in un'area che non dista più di 200 metri dalla vicina aula del Politecnico, nell'edificio B12. Sabato scorso proprio uno studente del mio gruppo di studio è stato aggredito da 4 persone armate di coltello. Gli hanno imposto di consegnare il denaro e i suoi averi e l'hanno bloccato per decine di minuti mentre aggredivano altri 2 passanti. Nella sola giornata del 3 maggio, prosegue lo studente Federico Terenziani, si sono verificate nella sola giornata di 3 maggio almeno 2 aggressioni prima delle ore 20, durante le ore diurne. Una è stata confermata da un carabiniere sopraggiunto a seguito della chiamata di una passante. Informato della frequenza quotidiana di questi avvenimenti e suggerito della necessità di trovare una soluzione, il carabiniere ha risposto che le forze dell'ordine sono a conoscenza delle aggressioni, ma che non possono far stazionare una pattuglia nella zona di loro iniziativa. Cito a memoria, ma testualmente: «Noi non possiamo farci niente. Queste cose le decide il prefetto». Come molti altri studenti in transito quotidianamente in questa zona a fine giornata, ieri ho lasciato l'università con mezz'ora d'anticipo per passare da Villa Pizzone alla luce del sole, sicuro di evitare in questo modo ogni problema, ma neanche questo è stato sufficiente. Alcuni spazi del Politecnico chiudono alle 24. Come tutti i miei compagni, vorrei poter lasciare questi spazi a qualunque ora senza temere per la mia vita. Tengo infine a sottolineare che il termine rapina e l'espressione temere per la propria vita non sono usati in modo improprio. Le aggressioni avvengono effettivamente con l'ausilio di manganelli o coltelli puntati alla gola. Una soluzione è indispensabile e i tempi devono essere misurati in giorni e ore, non in mesi o settimane. Seguono 163 firme di studenti del Politecnico. Oltre a colui che l'ha scritta, Federico Terenziani. Ostaggio mezz'ora per 20 euro il racconto di uno studente. Chi reagisce o urla viene malmenato. Federico Terenziani scrive la lettera che trovate a fianco. Giovedì scorso, scrive il Corriere della Sera, quest'oggi. Federico Terenziani è uno studente arrabbiato, deluso, si rivolge al prefetto Saccone, al sindaco Sala, alla rettrice del Politecnico Donatella Sciuto, quella dell'ok alla tenda della signorina Bergamasca, mi sembra una studentessa fuori sede. Comunque, al di là di questo, un suo amico, non il primo, è stato rapinato mentre tornava verso la stazione di Bovisa. Federico chiede aiuto, 23 anni, è iscritto alla magistrale di ingegneria dell'automazione. Originario di Lerici, come tutti i fuorisede si è cercato casa. Abita a pochi passi da via MacMahon. Sabato 29 aprile lui e i compagni stanno lavorando a un progetto per l'università. Fra questi Michele Frigerio, che di anni ne ha 25. Con computer, telefono e pochi spicci in tasca va a prendere il treno in Bovisa, destinazione casa, a Lecco. Non vuol far tardi per la paura del buio, eppure mentre attraversa Villa Pizzone, vicino a via Lambruschini, lo aggrediscono in 4. 3 di 16-17 anni, col passamontagna, l'altro a volto scoperto di circa 30 anni. Uno dei più giovani lo minaccia con un martelletto frangivetro, un altro gli punta un coltello da cucina alla gola. Lui non reagisce, si limita a spiegare che qualche mese prima gli avevano già rubato il computer. Lo graziano, ma gli impongono di restare in attesa delle prossime vittime e guai ad urlare. Detto fatto, passano altri 2 ragazzi, vengono fermati e questi sì, picchiati perché avevano provato a dimenarsi. Alla fine, dopo una mezz'oretta, Michele si libera con soli 20 euro in meno dalla tasca. Cioè praticamente l'hanno preso in ostaggio per mezz'ora, questo qui, fino a che non ha scucito poi 20 euro. Ero sconfortato, testimonia il ragazzo, ma non è possibile che a 150 metri dal campus ci sia questo degrado. È pericoloso muoversi dopo una certa ora, anche se è l'università stessa ad avere spazi aperti fino a mezzanotte. Stesso posto un anno fa, aggressione simile, 23 febbraio 22, un 22enne vicentino
Torna dalla palestra, 3 sconosciuti lo avvicinano con la scusa di una sigaretta, poi un pugno, la reazione a cui segue colluttazione, ma mentre era sdraiato a terra, una lama gli trapassò giacca e felpa, sfiorandogli il polmone sinistro. Una serie di eventi che hanno spinto Federico a scrivere la lettera con 163 altre firme di studenti. Il prefetto l'ha vista la lettera, mettendosi in contatto con la rettrice del Politecnico per le verifiche del caso. In settimana è previsto un incontro tra le parti per approfondire la situazione, scrive il Corriere della Sera. E poi intanto le tende che arrivano a quota 11, ma Ilaria se ne va e la lotta continua. Appello a unirsi nel giardino di Piazza Leonardo con le tende contro il caro affitti. Intanto è emergenza stupri in città a Milano, vertice con Piantedosi, oltre una violenza al giorno. Nel 2022 sono state 416 le denunce per abusi sessuali. Le non denunce ovviamente non si possono contare, comunque 416 le denunce presentate. L'ultima è accaduta appunto in via Padova nella notte tra sabato e domenica. Sul quotidiano Il Giorno c'è un focus ulteriore su Milano, notte di ordinaria follia, anche l'ultima notte tra sabato e domenica, rapine, aggressioni, risse, ben 10 casi in poche ore fra Stazione Centrale e Corso Como. Gang giovanili di Centrafrica e Nordafrica cercano prede da derubare. Nel mirino anche un calciatore svizzero lasciato senza scarpe. Una vittima ha cercato di allontanare gli aggressori con lo spray. Piazza Duca d'Aosta, Piazza Luigi di Savoia, siamo nei pressi della centrale, Piazza 4 Novembre, siamo sempre più o meno in zona, Viale Lunigiana, poco più su, Bastioni di Porta Nuova, non molto distante dalla centrale neanche questo, Piazza 25 Aprile, Via Lecco, Corso Como, un classico, Via Tocqueville, Via Vigevano. Questa è la mappa delle aggressioni dell'ultimo fine settimana. Una notte movimentata a dir poco. Neanche il tempo di concludere un intervento e già un altro allarme. Rapine, aggressioni, risse a distanza talmente ravvicinata tra le zone della stazione centrale, Corso Como e Porta Venezia, più un episodio in zona Navigli, non hanno dato tregua alle forze dell'ordine. Tra le vittime un calciatore della Serie B del campionato svizzero. I carabinieri, impegnati nei servizi straordinari per la sicurezza della centrale e delle aree della Movida, stanno identificando i responsabili e ricostruendo la dinamica di tutti gli episodi violenti accaduti nella notte, nella maggior parte dei casi scatenati da bande giovanili di nordafricani o centrafricani. Che bella Milano! In piazza Duca d'Aosta un 30enne italiano ha chiesto aiuto. Era stato accerchiato da 8 ragazzi africani, alcuni dei quali lo hanno bloccato per poi tentare di strappargli la catenina d'oro. Lui è riuscito a trattenerla e a metterla in fuga. È riuscito a salvare il suo monopattino, finito nel mirino di una banda di una quindicina di rapinatori, invece un ucraino, 35enne, braccato in piazza Luigi di Savoia. Ha chiesto aiuto da Viale Doria. E ancora una lite sfociata in accoltellamento in piazza 4 Novembre. Un marocchino di 25 anni è stato soccorso in codice verde per ferita da arma da taglio al torace e sotto l'effetto dell'alcol a sua volta ha raccontato di aver avuto uno screzio per futili motivi con altri 2 nordafricani. Nel mirino di rapinatori è finita invece una coppia di cinesi, 27 anni lei, 25 lui, accerchiata da 4 uomini dell'est Europa. Entrambi sono stati alleggeriti del cellulare, poi hanno visto i banditi fuggire verso la stazione. Circondato invece da 6 nordafricani giovani, un 30enne che tra i bastioni di Porta Nuova e via Melchiorre Gioia si è visto portar via il Rolex. Bel cucù a girar col Rolex. È stato spinto a terra dai malviventi che gli hanno sfilato il cronografo. Ricco bottino anche in Corso Como, un altro classico, preso di mira un 20enne svizzero, calciatore nel campionato di Serie B, circondato da una ventina di magrebini, è stato letteralmente spogliato di tutto. Orologio Cartier, orecchini, collana d'oro, telefono e perfino le scarpe. Calzature speciali che gli erano state fornite dopo un infortunio, la cui suola ha un valore di 700 euro. Dopo il raid dei 20 rapinatori magrebini, è rimasto scalzo in strada. A poca distanza, in piazza 25 Aprile, una ragazza 28enne ha attirato l'attenzione dei carabinieri del radiomobile segnalando che 2 persone avevano cercato di rubarle la borsa appoggiata al tavolino in un bar. I militari hanno poi bloccato un libico 30enne senza fissa dimora con precedenti, denunciandolo per tentato furto.
Sempre in questa zona calda della movida è scoppiata una rissa, un uomo con una ferita da arma da taglio si è allontanato ancora prima di essere soccorso, un altro, senza documenti, ha detto di essere un 27enne del Sudan, è stato accompagnato in codice giallo al Fate Bene Fratelli ferito al naso. Chiudiamo con un intervento pure in Porta Venezia, dove in via Lecco, angolo viale Vittorio Veneto, un 26enne italiano viene avvicinato da due nordafricani. Con la solita scusa della sigaretta gli rubano il cellulare. La vittima ha provato ad allontanarli spruzzando spray al peperoncino. È servito a nulla. Una rissa infine tra una ventina di persone a Porta Genova in via Vigevano. La volante del commissariato ha indagato l'unico trovato sul posto, un 27enne italiano più altri 3. Un coetaneo individuato successivamente, 2 di 26 all'ospedale San Carlo per farsi medicare. Questa è la Milano da bere, diciamo così. Mentre lasciamo la cronaca nera e tra gli articoli interessanti di oggi vi segnalo anche, siamo sempre a Milano ma sotto il profilo giudiziario per altri motivi, sotto il profilo degli equilibri all'interno del Palazzo di Giustizia, equilibri, carriere, nomine, eccetera. Maurizio Tortorella se ne occupa per il mensile Tempi.it. Il pubblico ministero non depositò prove chiave a discapito dell'ENI nella indagine, viene promosso. In Italia cosa deve fare un pubblico ministero per essere censurato dagli organi che dovrebbero controllare il suo operato? Il pubblico ministero, in questo caso il procuratore aggiunto di Milano Fabio De Pasquale. Cosa deve fare un PM per essere censurato da chi deve controllare il suo operato? Non basta avere depositato importanti prove a discapito, non avere depositato importanti prove a discapito di un imputato eccellente, perché l'indagine era quella contro l'ENI. Mentre vi segnalo, sempre in tema di cose interessanti, poi andiamo a vedere rapidamente anche alcune prime pagine di oggi, non tutte. Su scenarieconomici.it c'è un altro intervento al convegno Un Mondo Positivo, ne abbiamo trasmessi alcuni, analisi, progetto e realizzazione di una rinascita economica, che si è tenuto il 24 marzo scorso nella sala dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati. L'intervento di Francesco Carraro sulla sovranità monetaria dello Stato, magari lo ascoltiamo poi nel corso della giornata. Intanto su Atlantico Quotidiano invece bell'articolo del direttore Federico Punzi su un documento dell'FBI che proverebbe la corruzione di Joe Biden. Da vicepresidente si sarebbe impegnato in uno schema di corruzione con un cittadino straniero. Il legame con gli affari di famiglia emersi dal laptop, dal computer del figlio Hunter Biden. Uno scambio di mail rivela gli sforzi di due ex direttori della CIA per screditare la storia del laptop di Hunter Biden e aiutare Joe Biden nell'ultimo dibattito televisivo con Trump. La notizia è passata quasi inosservata anche negli Stati Uniti, difficilmente varcherà l'oceano. I repubblicani James Corner, presidente della commissione investigativa della Camera, e Chuck Grassley, membro della commissione bilancio del Senato, hanno dichiarato di avere appreso da un whistleblower, cioè da una fonte interna, che il Dipartimento di Giustizia e l'FBI sono in possesso di un promemoria non classificato che descrive un presunto schema criminale che coinvolge l'allora vicepresidente Joe Biden e un cittadino straniero circa lo scambio di denaro per decisioni politiche. Il documento conterrebbe una descrizione precisa di come è stato utilizzato lo schema criminale e del suo scopo. A proposito di Biden, il tracollo di Biden, titola La Stampa di Torino oggi, pagina 17, l'articolo da Washington di Alberto Simoni. Sondaggi molto amari per il presidente degli Stati Uniti dopo l'annuncio della ricandidatura. Gradimento al 36%, 6 punti in meno rispetto a 2 mesi fa. Delusi gli under 30 e le minoranze etniche. Joe Biden perderebbe contro Trump di 7 punti e in molti dubitano della sua tenuta mentale e fisica. Rimban Biden, come poco elegantemente forse lo aveva soprannominato in alcuni titoli Libero. Degli americani oggi voterebbe Trump il 45%, il 38% Joe Biden, un quinto gli indecisi. 63% degli elettori degli Stati Uniti crede, alla stragrande maggioranza, che Biden non abbia la lucidità mentale per essere presidente. Terrificante. Fox News, TV vicina ai repubblicani, dice che Joe Biden si è ritirato nello scantinato per fare la campagna elettorale del 24. La maggioranza degli elettori democratici vorrebbe un altro candidato.
I consiglieri puntano ad esaltare i successi sul fronte economico e la difesa della democrazia. Ma è messo male, povero Biden. Perché fosse messo male lui, poi poco male. Il problema è che lui rappresenta qualcosina, diciamo. Mentre vi segnalo un altro articolo su tempi.it di Mauro Zanon, un ex appartenente al movimento Femen, Marguerite Stern, in Francia, dice: ho taciuto per non sembrare razzista, ma adesso basta. L'ex appartenente al movimento Femen, giusto appunto, ammette che molte donne di sinistra si autocensurano quando si tratta di denunciare aggressori musulmani come al Capodanno di Colonia per non apparire islamofobe. E ancora su Tempi, l'articolo di Björn Lomborg, che ha messo in piedi il Copenhagen Consensus, un centro studi su come la comunità internazionale può stabilire obiettivi di sviluppo sostenibile davvero raggiungibili, a differenza di quelli fissati dall'ONU per il 2030, i velleitari 169 obiettivi delle Nazioni Unite. Oggi si occupa di migrazione. Lomborg: benvengano i migranti qualificati. Favorire la mobilità di medici e lavoratori specializzati non contribuirebbe solo a ridurre le diseguaglianze nel mondo, ma rafforzerebbe anche l'economia dei paesi riceventi. Migrazione sì, ma qualificata. A proposito invece di cittadinanza facile, un problema che ancora sottovalutiamo lo sottolinea il sussidiario.net con un articolo di Arturo Illia che riprende un fatto di cronaca che non è nuovo, ma ne è accaduto ancora e riporta alla luce un tema noto da tempo, non affrontato dalla classe politica italiana. Da tempo, scrive il sussidiario.net, scriviamo sulla problematica degli italiani fasulli che finalmente dopo quasi 6 anni sta occupando le cronache dei media nazionali. Un altro caso, l'ennesimo, è accaduto nel comune di Lauriano in Piemonte, nel quale dal 2019, da ben 4 anni ormai, si stanno conducendo indagini della procura di Ivrea che implicano responsabilità da parte sia della sindaca del paese, Matilde Casa, che della responsabile dell'ufficio anagrafe del comune e agenti intermediari per un totale di 8 persone in un giro di cittadinanze false che coinvolge ben 67 brasiliani. Secondo le indagini, queste persone sono iscritte all'anagrafe degli italiani all'estero e vivrebbero però in una struttura bed and breakfast chiamata Cascina Colombaro. Il bello è che nessuno dei presunti cittadini coinvolti ha mai passato una notte lì. Tra di essi figurano anche i nomi di diversi campioni brasiliani dello sport, come l'attaccante dell'Arsenal Gabriel Martinelli o il nazionale di palla a mano José Guilherme de Toledo. Per la procura di Ivrea, queste persone, per ottenere la cittadinanza, avrebbero versato somme tra 1.500 e 10.000 euro per poter con lo ius sanguinis trovare discendenti italiani e avere la tanto ambita cittadinanza. I lettori del sussidiario conoscono da tempo queste procedure. È accaduto un altro fatto di questo tipo. Adesso vediamo velocemente un paio di prime pagine, non di più, perché poi vediamo gli articoli a parte. Sul Corriere della Sera, oltre al primo piano dedicato al fatto di cronaca nera da Foggia, Jessica fa da scudo alla madre, il padre la uccide a coltellate, c'è il tema politico dello scontro sulle riforme istituzionali. Arriva il tema caldo delle riforme, da domani si iniziano a scoprire le carte con un fitto programma. A partire da mezzogiorno Giorgia Meloni alla Camera incontrerà tutti i rappresentanti delle forze politiche di opposizione. È un primo passo, ma PD e 5 Stelle già segnano i confini e dicono no all'elezione diretta del Presidente della Repubblica o del Consiglio, sia un'ipotesi di rafforzamento dei poteri del Premier sul modello del cancelliere tedesco. Ma il vice Premier Tajani, Forza Italia, osserva che se l'opposizione farà muro, noi andremo avanti lo stesso e poi ci sarà il referendum sulle riforme istituzionali. Ieri sera Cottarelli ha annunciato che lascerà il PD di Schlein e il Senato, si dimette da senatore, a disagio su alcuni temi. L'intervista al ministro Calderoli sul tema delle riforme, la vediamo tra poco. E poi il data room di Milena Gabanelli, Rita Querzè e Francesco Tortora sulla formazione al lavoro, la formazione dei disoccupati, i corsi per i disoccupati, un affare da 4 miliardi e 900 milioni. L'Unione Europea finanzia il ricollocamento di 3 milioni di disoccupati, ma per ora non è partito un solo corso.
C'è poi la vicenda della scrittrice Murgia, attivisti e artiste a casa Murgia, la cura tra noi crea la famiglia. Infine l'ultimo banco di Alessandro D'Avenia, lo scrittore e docente che tiene tutti i lunedì la sua rubrica sul Corriere della Sera. Che verso fanno gli uomini? È il titolo dell'articolo di oggi. Il maestro elementare Amedeo Di Maggio, colto da infarto qualche giorno fa, diventò poeta per inquietudine e per riconoscenza. L'inquietudine veniva dal fatto che la vita non basta mai, la riconoscenza dal fatto che la vita basta e avanza, e le due cose non si conciliano. La vita semplice non l'è mai stata, e allora Di Maggio provò a essere semplice lui. Così prese a fissare l'attenzione su ciò che ci sfugge proprio quando e perché ci fa paura, tanto da allontanarlo prima di farne esperienza. La vita. Sopravvissuto a infanzia e adolescenza, ebbe materia a sufficienza per scrivere. Per farlo basta aver visto un barlume del miracolo del mondo e delle contraddizioni dell'Homo sapiens, capace di fare quadri e missili. La sua ispirazione da estremo principiante, ma mai di seconda mano, gli servì ad ampliare un'unica poesia, alla maniera in cui Vermeer dipinse, in forme diverse, sempre lo stesso quadro. Da come si pigmentano le ali delle farfalle, vide che la bellezza è il mezzo e il fine dell'evoluzione, e dal modo in cui ci si innamora seppe che l'etica e la politica è conseguenza dell'estetica. Si costruisce il mondo a immagine di ciò che si ama. Mi sono già perso, perdonatemi, non ci ho capito più nulla. Comunque, dalla prima pagina del Corriere della Sera passiamo rapidamente a vedere La Verità. La Verità apre con un tema molto nuovo: i vaccini. Chi decide sulle cure e i vaccini? Dipende da Gates e da Big Pharma, tutti i finanziatori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con molte sorprese, scrive Maddalena Loi. L'agenzia, l'OMS dell'ONU, ha un potere enorme sulle politiche sanitarie globali, ma non è per nulla autonoma. L'80% dei fondi, i fondi su cui si regge l'Organizzazione Mondiale della Sanità, provengono da privati che hanno grandi interessi in ballo, ma anche il Veneto e le regioni rosse finanziano l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Pagina 11 c'è l'articolo di dettaglio. L'organismo che condiziona la politica sanitaria mondiale viene finanziato da chi? In teoria è un ente pubblico, ma l'80% dei fondi arriva da privati come Gates, la famiglia Clinton e le case farmaceutiche. Tra i donatori anche le regioni rosse e la regione Veneto. Dopodiché abbiamo un'intervista alla patologa britannica, la dottoressa Claire Craig, che non nasconde le sue preoccupazioni in merito ai vaccini anti-Covid. Ci sono stati picchi di morti tra i giovani dopo la campagna vaccinale. Dalla primavera del 21 le morti si sono insolitamente alzate tra i maschi tra i 15 e i 19 anni. Molti di loro sono stati colpiti da ictus e malattie cardiache. Bisogna sfatare il comune malinteso che ogni effetto avverso post-iniezione sia riscontrabile solo entro pochi giorni o al massimo 2 settimane. Può anche capitare che tu dopo 40-50 anni muori e non lo sai, ma è colpa del vaccino. Fu colpa del vaccino. Tutto può essere. Mentre sempre dal primo piano, poi c'è l'intervista al leghista Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, ma questa la vediamo a parte. Dicevamo, dalla prima pagina della Verità, l'intervento del direttore Belpietro, la sinistra ha picconato le case, il problema della casa, e ora si pente. A centropagina le lobby in mano al PD americano, al Partito Democratico americano, alla base delle ecostangate dell'Unione Europea. Ecco come l'Europa permette a uno Stato estero di determinare le sue politiche. Mario Giordano che chiede a Gabriele Gravina, presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, adesso che fa? Il razzismo sull'insulto razzista? Di cosa si parli francamente non lo so, ma lo potete scoprire a pagina 23 della Verità di oggi. E poi, sempre dalla prima pagina della Verità, Carlo Cambi, parole a capocchia, e Schlein si mette a parlare di gas ed è subito sproloquio. La Schlein parla e riesce a sproloquiare pure sul gas, scrive Cambi. La segretaria del PD deve credere che nel lago di Lugano, dove è nata, zampillino fontane di metano e sorgenti di petrolio, scrive
Carlo Cambi. Nel suo afflato umanitario a Treviso ha risposto all'amministratore delegato dell'ENI Descalzi, che aveva detto alla convention di Forza Italia: l'Egitto ci ha aiutato rinunciando ai suoi carichi di gas per inviarli in Italia e riempire gli stoccaggi. Questi sono paesi che, se dai, ricevi. La Schlein sospetta l'ignobile baratto. Voglio chiedere al governo se tra le cose da dare per ricevere è considerata anche l'impunità dei torturatori e degli assassini di Giulio Regeni. Infine chiudiamo la prima pagina della Verità di oggi con Fabio Amendolara: non basta l'invasione, arriva pure Sumaoro, a Lampedusa naturalmente. Mentre Lampedusa è al collasso, 2343 persone in 48 ore, arrivano sull'isola Michele Santoro e Abubakar Sumaoro, il deputato con gli stivali che prova a rifarsi la verginità con una passerella, visita al centro di accoglienza e consegna di una bandiera della pace. Intervista con Marisa Laurito: dobbiamo tornare a distinguere i maschi dalle femmine. È il proposito titanico della attrice napoletana. Mentre Libero mette in primo piano la Meloni che pensa ai soldi, così cambia la 13ª. Il governo lavora a un'aliquota agevolata del 15% per l'indennità di Natale, la 13ª, tassata solo al 15%, così ti rimangono in tasca tanti bei soldini. Per lo Stato una spesa di circa 3 miliardi, in busta paga fino a 420 euro in più. Mica male per fare i regalucci di Natale agli amici e ai parenti. Il sondaggista Masia dice che il consenso si gioca proprio sui temi economici. Ciumbia, che scoperta dell'acqua calda, mentre Zangrillo è un fuoriclasse nella medicina e nel calcio. Facciamolo senatore a vita, scrive Vittorio Feltri. Una storia rimasta incredibilmente sotto silenzio, la vicenda mirabile di Alberto Zangrillo, primario medico di alto livello, soprattutto professionale. Egli è specializzato come un certo Gesù, scrive niente meno Vittorio Feltri, nell'arte rara di resuscitare i morti, nel senso di malati gravi che nel loro futuro prossimo sarebbero destinati al cimitero. Tanto per fare un esempio clamoroso, Zangrillo è il dottore che ha salvato le penne a Silvio Berlusconi, che dato per spacciato si è rimesso a 86 anni in piedi grazie alle cure ricevute al San Raffaele di Milano, dove Zangrillo compie i suoi prodigi. Preciso che lo stipendio del medico in questione, che lavora dalla mattina alle 6:30 fino al tramonto e in casi di urgenza anche di notte, è tutt'altro che principesco, 4.000 euro circa al mese. Da notare che giustamente la categoria a cui egli appartiene è in crisi profonda a causa del trattamento che subisce. A parte le paghe ridicole, inadatte a gente che si è laureata in una disciplina faticosa, i dottori sono trascurati negli ospedali e nei pronto soccorso, dove spesso vengono perfino aggrediti. In più sgobbano come muli e se per caso sbagliano vengono denunciati e devono pagare per colpe che non hanno. Torniamo a Zangrillo, fratello del ministro, il quale è giustamente considerato un fenomeno non solo per le sue prestazioni, ma anche per la sua umanità. Zangrillo ha rimesso e rimette in sesto un sacco di poveri cristi che parevano destinati a rimanere in stato orizzontale per l'eternità. Non bastasse tutto ciò, quest'uomo eccezionale si dedica anche allo sport. È presidente del Genoa, squadra gloriosa del calcio antico, lo scorso anno retrocessa in Serie B. Grazie al suo soccorso miracoloso, da pochi giorni il Genoa è stato promosso con largo anticipo in Serie A. Un miracolo in più. Guarire chi è afflitto da morbi gravi è un merito notevole, ma rinvigorire un'equipe di pedatori è un'operazione prodigiosa. Per concludere questo articolo, aderente alla realtà, scrive Vittorio Feltri, voglio rivolgere al presidente Mattarella una preghiera: nomini Alberto senatore a vita. Se c'è qualcuno che merita un riconoscimento simile, questo è proprio Zangrillo, un uomo speciale, conclude Vittorio Feltri. Mentre sempre dalla prima pagina di Libero, lo show sovranista che il mondo ammira, una lezione da Londra, l'incoronazione di Carlo III, roba sovranista, scrive Antonio Socci.
C'è un'intervista a Riccardo Molinari che non sarà con noi oggi causa volo aereo per la consueta rubrica del lunedì, ma in ogni caso è intervistato da Pietro Senaldi su Libero in prima pagina. A Parigi conviene l'asse con l'Italia, dice il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, la Lega in Europa presto cambierà. Se la Francia capisse che cosa? Che sarebbe sua convenienza fare asse con l'Italia. Siamo i due paesi che hanno economie e problemi strutturali più simili. Ai francesi conviene allearsi con l'Italia, la Lega in Europa cambia per contare, dice Molinari, un asse Parigi-Roma per limitare il riformismo liberista dell'Unione Europea indipendentemente da chi c'è, in Francia e in Italia al governo. Strane scelte, Macron ha accentuato la ricerca dell'asse con la Germania, appare convinto che legarsi a un'economia più forte della sua paghi. La Lega in Unione Europea, come è successo con l'ingresso nel governo Draghi, se la Lega vuol cambiare l'Europa deve avere un ruolo, dice a Libero Riccardo Molinari, appunto il capogruppo della Lega alla Camera, in una lunga intervista. Occhio al PNRR, non sprechiamo denaro, eliminiamo certi progetti e se vogliamo utilizzare tutti i soldi coinvolgiamo i privati, finanziamo col credito di imposta i progetti di innovazione, green, eccetera. Il primo tratto dell'intervista è dedicato alla questione della Francia, alla possibile intesa Francia-Italia, che sarebbe conveniente, dice Molinari, anche per i francesi, e poi al cambiamento della Lega a Bruxelles. La scorsa settimana, dice Molinari, abbiamo dedicato il Consiglio federale del partito a questo argomento, l'Europa. Prima di ragionare sulla tattica, cioè quale gruppo collocarsi, è importante definire la strategia, cioè cosa vogliamo fare in Europa. Oggi viviamo una contraddizione per cui a Roma siamo un partito di governo a tutti i livelli, a Bruxelles siamo in un gruppo che comporta l'esclusione automatica da qualsiasi potere di incidere. Riccardo Molinari è l'anima riflessiva della Lega di Salvini, osserva Pietro Senaldi. Il capo dei deputati a Montecitorio sta alla messa a terra della linea politica del segretario, come il ministro Giorgetti al presidio dei numeri e delle istanze economiche. Capogruppo anche per capacità retorica in aula, solitamente quando parla anticipa di qualche mese quel che sarà. Credo, dice Molinari, che la forza della Lega riflette Molinari sia da sempre quella di rappresentare il partito del fare. Da che Salvini è tornato ministro il partito ha ricominciato a crescere, gli elettori ci chiedono di portare avanti le loro istanze e bisogna capire quanto avere le mani legate in Europa per una sorta di coerenza al fatto che siamo stati giustamente sempre critici con le scelte ideologiche, globaliste e fondamentalmente poco democratiche di Bruxelles, sia ancora compatibile con il nostro essere una forza di governo decisiva. Dopodiché si parla appunto anche di PNRR, non sprechiamo il denaro, eliminiamo certi progetti, utilizziamo i soldi coinvolgendo i privati. Questo sul Libero in prima pagina. Sempre dalla prima pagina di Libero un'altra intervista a Maria Elena Boschi che dice sì alle riforme anche senza PD e 5 Stelle. E poi Mirko Molteni invece che dialoga con l'ex ambasciatore editorialista del Corriere della Sera Sergio Romano. Ormai è un duello Putin-Zelensky. Per questo la pace è impossibile, dice Sergio Romano, che ne ha viste tante e ne ha raccontate anche tante. L'intervista è molto stimolante, con Mirko Molteni segue a pagina 11. La guerra ora è diventata il duello fra Vlodi e Vladi, cioè i due presidenti, Putin-Zelensky. La pace sembra impossibile, troppi interessi in gioco, poi c'è il peso dei due leader. Chi perde è finito per sempre. Più facile invece si arrivi al conflitto mondiale. Speriamo che sbagli, Sergio Romano. Oggi la Russia non è più un pericolo dal punto di vista ideologico. Il comunismo è fallito nel 91 ed è curioso che il Cremlino si affidi a una compagnia Wagner di mercenari, in sostanza addirittura un'azienda privata. Però la vede brutta il super esperto Sergio Romano, diplomatico e politologo. Chi perde è finito tra i due, più facile che si arrivi al conflitto mondiale. Te capì? Mentre lasciamo la prima pagina di Libero con l'Emilia Romagna di Elly Schlein, vicepresidente dell'Emilia Romagna, che non ha speso i fondi anti-alluvioni e ha restituito 55 milioni
di euro. Lo racconta Sandro Iacometti in prima pagina su Libero. Il lavoro deve essere di qualità, l'impresa buona, le politiche sociali al centro dell'agenda e poi gli investimenti nelle piste ciclabili, il trasporto pubblico deve essere naturalmente più sostenibile. A sentir parlare Elly Schlein viene da chiedersi perché non abbiano fatto segretario del PD Nicola Fratoianni. Intanto Schlein ha perso i fondi anti-alluvione quando era vicepresidente in Emilia-Romagna. La regione governata da Bonaccini e da lei come vicepresidente ha dovuto restituire al governo 55 milioni destinati a mettere in sicurezza molti dei corsi d'acqua esondati nei giorni scorsi. Motivo: la giunta non è stata capace di spendere i soldi. Tra il 21 e il 22, Bonaccini presidente e Elly Schlein vice, Emilia-Romagna ha dovuto restituire 55 passamilioni su 71,9 per incapacità di spenderli nei tempi previsti, denuncia Libero. I soldi erano destinati, tra le altre cose, a mettere in sicurezza numerosi torrenti che nei giorni scorsi sono esondati, racconta Libero in prima pagina. C'è poi da segnalare un'intervista a Giovanni Minoli. La RAI ha 4.000 dipendenti di troppo, servirebbero 300 giovani bravi. La lottizzazione c'è sempre stata, la Meloni resta la migliore dei suoi. E poi ancora la scuola, il mondo dell'istruzione visto da un docente, Marco Cimmino, autore del pezzo su Libero. La scuola del merito deve partire dai professori. Non solo gli studenti, anche gli insegnanti devono essere valutati e remunerati sulla base delle proprie capacità. La logica del piagnisteo ha penalizzato i più preparati, scrive Cimmino in primo piano, in prima pagina su Libero. Con ciò lasciamo la prima pagina di Libero, ci fermiamo un attimo e poi vediamo gli articoli selezionati per la rassegna stampa di oggi, partendo dall'intervista in primissimo piano oggi su La Verità all'esperto di tasse della Lega, il deputato Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera e responsabile tasse e fisco del partito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La nuova settimana si apre all'insegna dell'instabilità, seguendo sostanzialmente il trend di questa prima parte di primavera. In mattinata saranno infatti possibili dei rovesci soprattutto sull'Emilia occidentale, sulla Lombardia e sul Triveneto, ma anche al centro-sud avremo una nuvolosità irregolare con locali fenomeni sul medio versante adriatico, sul basso Tirreno e in genere sulla Sicilia. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni e i fenomeni potrebbero ancora verificarsi sostanzialmente sulle stesse zone. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli consultando la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
E grazie a Federico Borsari in regia anche per la scelta musicale, perché oggi nasce a New Orleans, ed è già dir tutto per quanto concerne la musica americana statunitense. 8 maggio 1829 nasce Louis Moreau Gottschalk, un musicista straordinario, uno dei primi compositori di musica classica americana, ma in realtà uno dei primi sintetizzatori di tutta la complessa tradizione musicale dell'America del Nord e del Sud, perché ha scritto pezzi fantastici traendo spunto da tutte le musiche originarie del continente americano e sudamericano. In questo caso abbiamo sentito un grand scherzo, opera 57, al pianoforte Alessandro Bonanno. Scopritelo perché è veramente un personaggio interessante. Louis Moreau Gottschalk ha scritto cose bellissime per pianoforte e non solo. Intanto torniamo alla rassegna stampa come sempre e vi dicevo, Carlo Cambi intervista sulla Verità Alberto Gusmeroli. Se aiuti i lavoratori, la sinistra ci vede un'invasione di campo. Avviata la semplificazione, ora il fisco diventerà, se non amico, almeno meno nemico. Il sommerso si riduce abbassando le imposte. Se il governo opera bene ha 2 legislature davanti, quindi può pianificare a medio-lungo termine. Il governo Meloni taglia il cuneo fiscale di 7 punti, ma al PD e alla CGIL non basta. CGIL è il maggior sindacato pensionati, sottolinea Cambi. L'accusa iniziale era che il centrodestra si fosse concentrato ad alleggerire il fisco solo al suo presunto elettorato, partite IVA, imprenditori, e invece ecco una norma salva salari, tutti pronti però a dire che è poco e che l'economia non gira. Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia, ha dalla sua un PIL che cresce più di tutti in Europa, un'occupazione alta, si appresta a discutere il rinnovato patto di stabilità con pacata fermezza. Dove sta la verità? Il fisco amico solo di qualcuno? L'economia a pezzi? O la riforma fiscale pone le premesse per una ripresa e un cambiamento dell'Italia? Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive della Camera, è l'uomo delle tasse della Lega, correlatore della delega fiscale. Fa il punto anche come commercialista, oltre che come parlamentare, e vice sindaco di un borgo incantevole, ma con tutte le difficoltà dei paesi, Arona, sul Lago Maggiore. Col collega Fabrizio Sala di Forza Italia, Gusmeroli è il relatore della delega fiscale. Per la prima volta, spiega Gusmeroli alla Verità di stamani, da 50 anni questo paese imbocca finalmente la via della semplificazione del sistema fiscale, nell'ottica di un riequilibrato rapporto fra cittadino e fisco, con l'obiettivo di ridurre la tassazione. L'Italia è uno dei paesi più complicati al mondo. La complicazione è una tassa che pagano le imprese, i cittadini, che frena la crescita. La svolta è anche sulla lotta al sommerso. Per 5 decenni, dice Gusmeroli alla Verità, ci hanno detto per 50 anni che l'aumento della complicazione avrebbe contrastato l'evasione. Invece sono le evidenze a smentire questo fatto. Per arginare l'evasione serve, unitamente ai controlli, un sistema semplice e a bassa tassazione. Pensiamo all'efficacia della cedolare secca sugli affitti abitativi o la mini flat tax al 15% per gli autonomi. Non voglio dire con questo che il fisco sarà amico, senz'altro però meno nemico. Le nostre imprese devono liberare risorse e tempo per sviluppare la propria attività, a vantaggio della crescita e dell'incremento dell'occupazione, fortemente incentivata nella delega fiscale. Come si fa a riequilibrare il rapporto fisco-cittadini dopo anni di guerra? Nella delega fiscale c'è una netta impronta politica. Numerose proposte di legge della Lega sono state recepite nel testo. Viene rivalutato lo statuto del contribuente, una tra le leggi più calpestate. Viene introdotto il graduale perseguimento dell'equità orizzontale, con no tax area uguale per dipendenti e pensionati e riduzione delle aliquote IRPEF. La flat tax sugli incrementi di reddito estesa ai dipendenti. L'abolizione dell'IRAP e delle microtasse che costano allo Stato più di quanto incassa, ma anche la semplificazione delle scadenze e degli adempimenti che evitano il caos e l'angoscia di agosto e dicembre, nonché l'abolizione degli studi di settore. La differenziazione delle sanzioni sulla base della pericolosità fiscale è una questione di giustizia e di equità. Un conto è essere evasore, altra cosa l'aver dichiarato correttamente le imposte e non riuscire a pagarle o aver commesso errori che non comportano minor gettito. Serve una modulazione delle sanzioni a seconda della condotta del contribuente.
Il PD accusa la destra di favorire i ricchi, chiede più tasse su rendite e patrimoni, fra cui la casa, magari riformando il catasto. Crediamo, osserva Gusmeroli, che il sommerso si riduca, oltre che coi controlli, con la semplificazione e l'abbassamento della tassazione. Complicazione ed elevata tassazione inibiscono la crescita e gli investimenti. Da sempre noi della Lega siamo convinti che le patrimoniali siano negative. Solo parlarne rischia di ridurre consumi e investimenti. È la crescita economica che sostiene il debito pubblico, non l'aumento della tassazione. Quanto alla casa, c'è già un enorme patrimoniale da oltre 20 miliardi all'anno che è l'IMU. La Lega è da sempre contro la riforma del catasto. Ai tempi del governo Draghi l'abbiamo avversata. Si parlava del riferimento al prezzo di mercato degli immobili. Avrebbe avuto due conseguenze nefaste: ingessare le compravendite e aumentare il carico fiscale, in centro e in periferia. Le case abusive e le case sottoaccatastate nei centri storici sono temi già affrontabili e risolvibili con le attuali leggi. Quanto al decreto lavoro, il cuneo fiscale è tagliato. Sarà confermato nel 24? Faccio fatica, perché arriva fino al 31 dicembre il taglio del cuneo fiscale. Faccio fatica a capire la polemica sul lasciare più soldi in busta paga ai redditi medio-bassi. È stato un bel modo di festeggiare il giorno dei lavoratori. Forse un governo di centrodestra che fa questo il 1° maggio con attenzione alle categorie meno agiate è stato visto come un invasore di campo. L'avesse fatto la sinistra, chi critica avrebbe applaudito. Il provvedimento per ora è temporaneo, ma se dovesse concretizzarsi una crescita economica superiore allo 0,9% del DEF, avremo maggiori entrate fiscali. Inoltre l'inflazione è negativa per le famiglie perché erode il potere d'acquisto, ma determina un introito erariale maggiore dovuto all'IVA utilizzabile a favore dei cittadini. Considerato ancora il calo del prezzo dell'energia, con la necessità di reperire meno risorse rispetto alla manovra di bilancio, si potrebbe aprire spazio per prorogare al 24 il taglio del cuneo previdenziale di 7,6 punti per i redditi fino a 35.000 euro. Capitolo Made in Italy, la risorsa per eccellenza. La Commissione della Camera ha appena svolto un'indagine conoscitiva. Conclusioni? È stato, racconta Gusmeroli, uno straordinario percorso di ascolto delle eccellenze che ogni giorno, lavorando sui territori, rendono grande il Made in Italy nel mondo. Abbiamo ascoltato testimonianze da tantissimi settori. L'orgoglio della nostra Italia. La commissione che ho l'onore di presiedere ha lavorato assiduamente, ne è emerso un quadro prezioso. Nella fase finale siamo. C'è stata molta attenzione da parte del governo, del ministro Urso, per la nostra indagine conoscitiva. Il progetto di legge sul Made in Italy del governo ne terrà conto. Sarà frutto del lavoro sinergico governo-Parlamento. Sono già emerse molte necessità e proposte per promuovere le nostre eccellenze. La partecipazione a eventi e fiere all'estero, ma anche incentivi per gli eventi sul territorio vocati alla tradizione. Incentivi e sgravi per chi promuove attività legate agli antichi mestieri. Miglioramento dell'offerta formativa con potenziamento dell'ITS Academy esteso al Made in Italy, oltre a un'attenta ricognizione dei trattati e degli accordi con gli altri paesi, la tutela dell'interesse nazionale, la verifica della reciprocità. Fondamentale la formazione. Voglio sottolineare la trasversale richiesta di più allineamento fra scuola e attività produttive, calate in una realtà sempre più competitiva. Un'attenzione particolare alle discipline scientifiche, tecnologiche. L'Italia è carente, ma sono indispensabili per i settori a più alta intensità tecnologica. L'utilizzo accresciuto dell'intelligenza artificiale metterà a rischio nel mondo 83 milioni di posti di lavoro. Dobbiamo governare questi fenomeni attuando una transizione sensata. Infine, quanto alla Lega e al governo, i rapporti all'interno del centrodestra. I ministri della Lega stanno operando molto bene, conclude Gusmeroli. Penso al grande lavoro sulle infrastrutture di Salvini, al nuovo codice appalti che ridarà vigore alle opere pubbliche, ma anche al lavoro prudente del ministro dell'economia Giorgetti. Così tutti i membri del governo di tutti i partiti di centrodestra. Massima coesione e unità di intenti. Così sulla Verità. Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione Attività Produttive, responsabile fisco della Lega, mentre a proposito di quattrini, gli aumenti nel carrello della spesa fanno gelare i consumi. È il primo piano della Repubblica Affari e Finanza di stamani. Dopo una prima fase di cautela, ora i prezzi nei supermercati corrono più dell'inflazione. Con i salari fermi, le famiglie stanno
faticando. Le categorie più pesanti per l'aumento dei prezzi al consumo, quella dei beni energetici e poi dei beni alimentari freschi e trasformati, scrive Repubblica Affari e Finanza, più 20% al consumo, è l'inflazione al consumo a inizio 2023. Ha sfondato il 15%, se si aggiungono i rincari dello scorso anno si arriva a un bel più 20%, mica poca roba sull'alimentare. Salari fermi e superinflazione, si amplia così l'area del lavoro povero. Scrive ancora Repubblica Affari e Finanza, l'Italia è il paese con le retribuzioni più basse in Europa, una produttività vicina allo zero, i contratti nazionali non si rinnovano, le aziende aspettano che passi la tempesta dei prezzi, scrive Valentina Conte, che si occupa poi con tabelle e numeri della caduta delle retribuzioni reali. Tra i paesi industrializzati soltanto la Corea mantiene la crescita in termini reali, cioè al netto dell'inflazione dei salari. Nel resto del mondo c'è un vistoso arretramento, Italia compresa naturalmente. Le retribuzioni contrattuali orarie settore per settore e le buste paga in Italia, quelle che sono cresciute di più dal 2015 a oggi, sono comunque quelle della pubblica amministrazione. Questo è un altro aspetto piuttosto interessante messo in luce da Repubblica Affari e Finanza. Salari fermi, superinflazione e si amplia l'area del cosiddetto lavoro povero, mentre Repubblica Affari e Finanza ospita anche un articolo del docente di economia monetaria dell'Università Cattolica di Milano Roni Hamawi. Ci vorranno almeno 3 anni e anticorpi dolorosi per sconfiggere la tassa maledetta, l'inflazione. La pandemia e la guerra hanno distrutto molte catene del valore, le politiche fiscali ancora espansive, la corsa del debito pubblico, le tensioni geopolitiche sono tutti fattori che rendono ancora più difficile il lavoro delle banche centrali. Mentre sul fare politica familiare, cioè meno tasse per chi fa figli, gli aiuti alla famiglia, gli italiani sono d'accordo su questo con il governo Meloni, scrive Ilvo Diamanti nelle sue mappe del lunedì su Repubblica. Siamo il paese europeo con il maggior calo della popolazione. Tutti chiedono più aiuti economici. L'allarme cresce tra gli anziani. Meno tasse a chi fa figli, aiuti alla famiglia. Su questo gli italiani sono tutti d'accordo. E vorrei vedere, comunque, su una scala da 1 a 10, 1 totalmente contrario, 10 totalmente d'accordo. Quanto si direbbe d'accordo con la seguente proposta? Favorire le nascite tagliando le tasse alle famiglie per ogni figlio in più. Il 72% ha detto sono totalmente d'accordo. Gli italiani e la natalità è una questione generazionale, poi il tema della natalità in base alla pratica religiosa. Su una scala da 1 a 10, nella quale 1 è totalmente contrario, 10 totalmente d'accordo, quanto si direbbe d'accordo con la seguente proposta? Favorire le nascite tagliando le tasse alle famiglie per ogni figlio in più. Tutti 72%. I non praticanti 68%, i attuari 74%, gli assidui 74%. In base alla pratica religiosa. Sono tutti d'accordo sul discorso. Tagliare le tasse, fare più figli, a favorire le famiglie. Famiglie anche arcobaleno, l'orgoglio arcobaleno, scrive la Stampa oggi a pagina 19, da Roma a Torino, una giornata di festa delle famiglie con genitori omosessuali, aspettando tutele che non arrivano. La battaglia per i nostri figli continua, dicono i genitori omosessuali, e Torino diventa laboratorio dei diritti per una legge sul riconoscimento dei figli di coppie omosessuali. Stefano Lorusso, sindaco PD di Torino, venerdì patrocina invitando tutti i sindaci d'Italia. Un laboratorio, Torino, da cui partire per lanciare un messaggio chiaro al Parlamento. Serve una legge sul riconoscimento dei figli di coppie genitoriali e sul matrimonio egualitario, col conseguente accesso alle adozioni, così come previsto per le coppie eterosessuali. L'appuntamento si intitola Le città per i diritti ed è voluto dal sindaco del capoluogo piemontese Stefano Lorusso per venerdì. Tutti i sindaci d'Italia sono stati invitati al Teatro Carignano alle 10:30 per affrontare questi temi e chiedere una mobilitazione forte. Ci stanno 8.000 persone al Teatro Carignano? Vedremo. Un appello a cui hanno aderito i sindaci di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Firenze e Bari. Intanto vi segnalo sempre sulla Stampa 2 pagine, le prime 2, pagina 2 e pagina 3, dedicate ai poveri giovani, il tema di cui sopra si lavora ma si guadagna poco. Raddoppiato il gap
salariale, la differenza di salario tra le generazioni. Ora si arriva al 40% dello stipendio. Le cause, paghe basse all'ingresso e gli anziani, questi infami che non mollano i posti migliori. Per le aziende è un problema ulteriore, le competenze innovative restano fuori. In ufficio per 50 ore a settimana, 2.700.000 italiani lavorano troppo, quota di straordinari più alta soltanto in Islanda, Grecia, Francia e Cipro, 9,4% la percentuale di italiani che lavora più di 50 ore a settimana, 45,8% gli imprenditori che dichiarano oltre 50 ore ogni 7 giorni, 7,8% è l'ultimo tasso di disoccupazione registrato in Italia. E interviene da par suo sulla stampa l'ex ministra Elsa Fornero, che si occupa dei giovani, quelli che definivano a volte i fannulloni o giù di lì, insomma i chiusi, quelli che fanno gli schizzinosi. Persa l'ambizione di far star bene i figli, non è una crisi che si risolve per decreto, sentenzia la professoressa Fornero. Egoismo e illusione della crescita continua hanno affossato la condizione giovanile. I tagli alle tasse di corto respiro servono soltanto a prolungare il declino. L'occupazione giovanile si concentra nei settori meno avanzati con più precarietà, si riscopre socialista Elsa Fornero. C'è anche il latte salato sulla stampa, in primo piano. Cosa vuol dire? Che è esploso il prezzo del 20% in più del latte, appunto. Formaggi e yogurt vanno a ruota, l'industria si difende, è colpa dello tsunami sui costi. Il prezzo di latte, formaggi e uova è aumentato in media del 19,6% nell'ultimo anno. Una famiglia di 4 persone paga in più 194 euro all'anno, più 26,9 l'aumento dei prezzi dei formaggi freschi, toccato in aprile, su base annua, scrive la stampa. Un chilo di pecorino romano all'ingrosso arriva a 14 euro, il 31% in più di un anno fa. I consumatori chiedono l'intervento del governo contro le speculazioni. Latte salato, ma il pesce non se la cava meglio. La battaglia del pesce, scrive ancora la stampa in pagina economica. La Commissione europea punta a mettere al bando la pesca a strascico perché pericolosa per l'ecosistema del mare. Scatta la protesta nei porti italiani. Bruxelles fa saltare 2/3 della produzione d'Italia di pesce. Il piano farebbe chiudere nel Mar Mediterraneo 87 aree dedicate, 18% la percentuale di pesca a strascico praticata nei mari italiani, che produce peraltro il 65% del pescato. Quanto e dove si pesca in Europa? In migliaia di tonnellate. In Italia siamo a 180, pensate in Islanda 1048, ben di più. In Norvegia 3,2, in Svezia 178, anche la Spagna pesca parecchio, molto più dell'Italia, 837.000 tonnellate contro le 180.000 dell'Italia. Anche la Turchia non scherza, 431.000 tonnellate contro le 180.000 dell'Italia, che è superata perfino dalla Germania. In Germania si pesca più che in Italia, 207.000 tonnellate. In Germania contro appunto le 180 italiane. Siamo al livello della Polonia. Uno dice la Polonia. La Polonia in effetti si affaccia solo al nord sul mare, ma pesca molto rispetto a tutto il Mediterraneo che ci abbiamo intorno a noi. Pesca come l'Italia, 181.000 tonnellate all'anno contro le 180,7 dell'Italia. Anche il Portogallo supera l'Italia con 184.000 tonnellate all'anno, ma perfino la Gran Bretagna pesca molto più dell'Italia, 617.000 tonnellate all'anno. L'Islanda è al top, la piccolissima Islanda 1.048 migliaia, cioè 1 milione di tonnellate all'anno. Pesca a strascico, prove politiche di messa al bando e il settore insorge, soprattutto in Italia. Nei porti di Genova, Rimini e Lecce i pescatori hanno protestato per tutto il weekend contro l'idea della Commissione europea di trasformare l'economia del mare in modo da soddisfare i requisiti di sostenibilità dell'agenda verde dell'Unione Europea. Sono state esposte bandiere con lo slogan SOS EU Fishing, pericolo pesca europea, da nord a sud dell'Italia, come nel resto d'Europa, contro l'idea della Commissione europea che vuole trasformare l'economia del mare per soddisfare i requisiti appunto di sostenibilità ambientale. Domani, 9 maggio, festa dell'Europa, tutti i video di questa mobilitazione
saranno inviati al commissario per l'ambiente e il mare, Virginius Sinkers. Non c'è una nuova legislazione. A febbraio Bruxelles ha prodotto un atto di indirizzo politico, una comunicazione che non rappresenta interventi normativi, suggerisce un piano d'azione per un nuovo modello di pesca. La possibile chiusura di 87 aree di pesca, non solo nel Mediterraneo, in nome della tutela degli ecosistemi marini e il superamento entro il 2030 delle pratiche tramite traino di reti sui fondali sono gli elementi più controversi per un comparto che è già sul piede di guerra. La parola spetta ai governi. Italia e Spagna hanno detto no, ma poi sui tavoli europei tutto è mediabile, dice Tonino Giardini, responsabile impresa Pescol Diretti. Siamo preoccupati. Il ministro dell'Agricoltura e Sovranità Alimentare Lollobrigida rassicura il governo Meloni, considera il mondo pesca centrale per la nostra economia e ribadisce il no alle idee della Commissione. Vedremo. Intanto, a proposito di riforme, Marco Cremonesi intervista sul Corriere della Sera Roberto Calderoli. L'opposizione capisca che ha perso le elezioni. Ok, proposte e correzioni, ma no a diritti di veto. Sinistra e 5 Stelle sono incoerenti anche sul tema delle autonomie. Autonomia e presidenzialismo avanti tutta, sono convinto sostenitore di entrambe le riforme, dice il ministro per le autonomie Roberto Calderoli. Domani si insedia il Comitato Tecnico Scientifico sui livelli essenziali delle prestazioni, il CLEP, presieduto dal professor Sabino Cassese. Il ministro Calderoli è ottimista. Calderoli, le opposizioni non sembrano ben disposte sul tema autonomie regionali. Hanno ribadito questa posizione contraria Elly Schlein e Giuseppe Conte. La sinistra e Conte, osserva Calderoli, dovrebbero prendere atto che hanno perso le elezioni. Diversamente da quello che è accaduto in passato, questa volta qualcuno chiede il loro coinvolgimento su riforme che riguardano la vita del paese. Se il loro ruolo vuole essere esercitato solo come diritto di veto, non ce l'hanno. Suggerisco loro di fare proposte e correzioni. Se hanno maturato il lutto, bene, se no se ne riparla tra 5 anni. Ha fatto bene la Premier Meloni a invitare le opposizioni sul tema riforme. Dopo il primo giro di pareri della ministra Casellati con tutte le forze politiche, credo sia normale che la Premier rispetto a un argomento di tale rilievo si confronti. Tra l'altro il percorso potrebbe essere diverso a seconda delle risposte. Istituzione di una commissione bicamerale? Se ci fosse, risponde Calderoli, una vera disponibilità dell'opposizione a discutere di riforme e presidenzialismo è una possibilità, ma viste le esperienze del passato non sono ottimista. Nessuna bicamerale ha mai prodotto risultati. Alla luce delle risposte che verranno date dall'opposizione a Giorgia Meloni si potrà decidere. Se non ci fosse, articolo 138 della Costituzione, il Parlamento approva le modifiche con 2 deliberazioni a maggioranza assoluta. Quanto al presidenzialismo, credo che il proporre all'opposizione 3 possibilità, presidenzialismo, semipresidenzialismo o premierato, proporre all'opposizione le 3 possibilità è corretto. Io parlo di presidenzialismo perché è la forma su cui sono più d'accordo. Quanto all'autonomia, Schlein parla di forzatura per l'autonomia regionale. Guardi, Schlein era la vicepresidente di una regione, osserva Calderoli, l'Emilia-Romagna, che ha chiesto l'autonomia non solo sottoscrivendo con Gentiloni la preintesa su 5 materie, ma ha fatto anche un'altra proposta, Conte Premier, in cui ne chiedeva 16. Sono le incoerenze. Pensi che il regista dell'antagonismo all'autonomia, una persona veramente preparata come il professor Villone, quando la sinistra modificò il titolo V della Costituzione, dichiarò che non c'era alcun rischio per l'unità nazionale né per il Sud. Oggi raccoglie le firme contro l'autonomia. Non ci sono solo le opposizioni, anche i governatori di centrodestra sono cauti. Sono convintissimo che i presidenti di Calabria e Sicilia, Occhiuto e Schifani, continueranno ad accettare la sfida. Ne sono convinto, dice Calderoli, anche perché nella prima parte dell'anno il Sud ha cominciato a crescere più ancora dell'Italia centrale. Credo che tutti ben presto si renderanno conto di che leva formidabile hanno nelle mani. Occhiuto, Schifani, Bardi in Basilicata lo sanno, ma penso anche a De Luca. E certamente Gianni, presidente della Toscana, anche se per ora ha dovuto dire no. Credo sia uno di quelli che ci credono di più. Quanto a Bonaccini, lo giustifico, il suo percorso istituzionale ha incrociato un congresso. Nel suo partito
lo ha vinto, perché Schlein è la segretaria di una nebulosa votata da 5 Stelle e avversari del PD. Quale sia l'aramocromia di questa nebulosa, difficile dirlo. Ma lei non ha la sensazione, l'ultima domanda di Marco Cremonesi, che anche a destra ci sia chi gioca a rallentare il percorso dell'autonomia? In commissione al Senato si parla di 50 audizioni. È una cosa che avrei fatto anch'io se non fossi stato ministro. Fino ad oggi, conclude Calderoli, il percorso si è realizzato. Legge in Parlamento, iniziano le audizioni e poi si apre la discussione generale, la fase emendativa. Non voglio comprimere i tempi. Voglio che ci sia la discussione più ampia possibile. Il mio obiettivo è realizzare il miglior risultato. Nel momento in cui si dovesse verificare che gli strumenti parlamentari sono volti all'ostruzionismo, saremo costretti ad andare per la nostra strada. Non è quello che voglio. Mi si dica dove il testo è sbagliato e dove correggerlo. Così sul Corriere della Sera Roberto Calderoli. Quanto al citato professor Sabino Cassese, presidente, anzi giudice emerito della Corte Costituzionale e tantissime altre qualifiche, compresa la presidenza del CLEP, il Comitato per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, prioritario rispetto a qualsiasi autonomia regionale. Il professor Cassese è oggi intervistato da Concetto Vecchio su Repubblica, pagina 3. Bisogna garantire durata e coesione ai governi, no all'uomo solo al comando. L'esecutivo potrebbe essere sostituito solo con una sfiducia costruttiva, come c'è in Germania, e il premier dovrebbe essere in grado di dismettere, cioè di mandare a quel paese i ministri, di farli dimettere, insomma. Il Presidente della Repubblica manterrebbe un potere di orchestrazione, che è né più né meno quel che fa adesso. Senza intesa con le opposizioni, nessuna riforma supererebbe il vaglio del referendum. È quel che è successo a Berlusconi nel 2006 e a Renzi nel 2016. Abbiamo avuto 68 governi in 75 anni e le coalizioni faticano a parlare con una voce sola. Al vertice del nostro governo c'è un problema di durata e di coesione. Non è questione di poteri. Palazzo Chigi è diventato un centro enorme di poteri, tanto che il governo ha assunto funzione legislativa. Il punto è come assicurare più durata e più coesione. Basterebbe scrivere in Costituzione che il governo ha una durata, può essere sostituito solo con sfiducia costruttiva, cioè avendo già apparecchiato un'altra maggioranza, e pensare a un premier non come primus inter pares, ma in grado di dismettere i ministri. E il Presidente della Repubblica farebbe il direttore d'orchestra come oggi, con gli stessi poteri di adesso, nulla di più, nulla di meno. Il direttore d'orchestra non suona, ma si assicura che gli orchestrali seguano lo spartito, in questo caso la Costituzione e le leggi della Repubblica. Il medico, dice ancora il professor Cassese, 87 anni, anche lui messo meglio di Berlusconi, il medico prima di darti la medicina ti fa la diagnosi. È quel che consiglio, concentrarsi sui mali, i rimedi verranno di conseguenza. Con ciò lasciamo il professor Cassese e andiamo a un'altra intervista sul tema riforme a Francesco Clementi, costituzionalista, già componente, qualcuno se la ricorderà, della famosa commissione dei saggi nominata da Giorgio Napolitano. Non bisogna indebolire il capo dello Stato, è il monito del professor Clementi. Si rischia una riforma populista. Per una novità di tal portata serve una commissione bicameral, ma fa ben Meloni a procedere con tutte le forze politiche. Il suo governo è legittimato. A questo processo partecipino tutte le opposizioni. No a riforme approvate dalla sola maggioranza. Il presidenzialismo stimola il conflitto, si è visto negli Stati Uniti e in Brasile, bisogna rafforzare il premier per assicurare più stabilità e poi i famosi pesi e contrappesi. Il capo dello Stato è garante e neutrale, vanno evitate le torsioni e uno squilibrio tra poteri. Bla 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 bla. Che bellissimo bla bla bla. È da Aldo Bozzi, 1983, che presiedette la Commissione sulle riforme, che in tema di riforme si fa un meraviglioso bla bla bla. La finanza, intanto, intesa come guardia di finanza, divide Meloni e Giorgetti, scrive Repubblica, 2 liste di nomi per il comandante. Scade il mandato domani del generale Giuseppe Zaffarana. Andrà all'ENI, tanto per gradire, alla presidenza dell'ENI. Il vicecomandante Andrea De Gennaro, fratello dell'assai potente e allora capo della polizia e poi tante altre belle cose, dei servizi segreti, poi di Finmeccanica, Leonardo, eccetera, Gianni De Gennaro,
Andate a vedere sul libro di Edoardo Montolli, Il caso Genchi, i capitoli e le pagine dedicate a Gianni De Gennaro, sono estremamente interessanti. Quel libro lì è una specie di Bibbia, ve l'ho raccomandato l'altra volta, torno a raccomandarvelo. Il caso Genchi, se lo trovate, è un libro molto interessante per ricostruire molte biografie di soggetti ancora in circolazione e per ricostruire anche una fascia di storia decisamente importante, quella che dagli anni 90 arriva ad oggi. Comunque, il vicecomandante Andrea De Gennaro, fratello del potentissimo Gianni De Gennaro, subentrerà ad interim. È proprio lui il candidato preferito dalla Premier, Giorgia Meloni. Il ministro del Tesoro Giorgetti, al quale spetta proporre il comandante della Guardia di Finanza al Consiglio dei Ministri, ha suggerito altri candidati. Si vedrà. Il leghista Giorgetti e il ministro Crosetto avevano puntato su Umberto Sirico, che attualmente è a capo dei reparti speciali della Guardia di Finanza. Vedremo. Intanto, a proposito di interviste, c'è l'intervista al senatore Carlo Cottarelli sul Corriere della Sera. Schlein ha spostato il PD a sinistra, mi dimetto dal Senato, i miei valori sono altri. Lei fa bene ed è coerente, io vado alla Cattolica. In arrivo al posto di Carlo Cottarelli, Cristina Tajani, pugliese, 44 anni, prima dei non eletti PD al Senato nel listino Lombardia 2. Subentrerà a Cottarelli. Tajani è stata assessore al lavoro e allo sviluppo economico al Comune di Milano dal 2011 al 2021. Cottarelli lascia il gruppo del Senato, non è iscritto al PD ma è stato eletto con il PD. Mi hanno proposto di passare in altri gruppi, ma non è giusto. La prossima settimana mi dimetto dal Senato. Ho ricevuto un'offerta dalla Cattolica all'università, dirigere un programma per l'educazione di scienze sociali ed economiche per studenti delle scuole superiori. Farò questo anche nei circoli culturali e degli anziani. Sarà una prestazione gratuita, annuncia il quasi ex senatore Cottarelli. Lei aveva già manifestato disagio nel PD, ricorda l'intervistatrice Alessandra Racchi. Vero, risponde Cottarelli, ma la proposta della Cattolica è stata la spinta decisiva per lasciare. Lo spostamento del PD in un'area lontana dai miei valori liberal-democratici ha facilitato la decisione. Su Repubblica c'è un articolo dello stesso Cottarelli nelle pagine di commento dove si annuncia la dimissione da senatore. Nei prossimi giorni presenterò le mie dimissioni dal Senato che dovranno essere approvate dall'Aula. Non è stata una scelta facile. Lascio il Senato per andare a dirigere a titolo gratuito il nuovo programma Educazione e Scienze Economiche e Sociali degli studenti delle scuole superiori offerto dall'Università Cattolica a Milano. Costituire un gruppo di esperti senior che gratis visiteranno le scuole per condividere con gli studenti le loro esperienze. L'obiettivo è svolgere 150 visite all'anno, forse di più. I temi trattati, le tendenze dell'economia, politiche monetarie, tematiche strutturali, il lavoro, la Costituzione, eccetera. Le presentazioni non avranno costi per le scuole coinvolte, ci sarebbero poi presentazioni anche in centri culturali, circoli per anziani e così via. Credo molto in questo progetto. Penso sia importante che chi ha avuto tanto dalla vita sia disposto a condividere con giovani e altri. Rispetto alla mia posizione al Senato, due cose hanno reso più facile accettare la proposta fattami dalla Cattolica. Primo, in questo momento storico mi sembra che nella vita parlamentare ci sia troppa animosità. Le posizioni sono per partito preso, i dibattiti solo per attaccare l'avversario. La contrapposizione maggioranza-opposizione è inevitabile, ma i dibattiti estremizzati non sono nelle mie corde. Nel mio piccolo posso essere più utile al Paese tornando a commentare le politiche economiche. Secondo, è innegabile che l'elezione di Elly Schlein abbia spostato il PD lontano dalle idee liberal-democratiche. Ho stima grande di Elly Schlein, non credo che sbagli ad andare a sinistra. La scelta alle primarie è stata netta, i sondaggi la premiano. Un PD più a sinistra può trasmettere un messaggio chiaro. Ciò detto, mi trovo a disagio su diversi temi. Questione chiave, il ruolo che il merito debba avere nella società. Il principio del merito era presente nel documento di valori del PD del 2008, l'ultimo disponibile quando decisi di candidarmi, manca in quello approvato a gennaio 23 e nella mozione Schlein. Per le primarie, a livello più specifico, ci sono stati diversi casi in cui non ho condiviso le posizioni del PD su aspetti del Jobs Act, sull'aumento delle accise sui carburanti, sul freno al superbonus,
sul compenso aggiuntivo per insegnanti che vivono in aree dove il costo della vita è alto, come suggerito da Valditara. Ho posizioni diverse da Schlein sui termovalorizzatori, sull'utero in affitto, sul nucleare. Qualcuno dice che dovrei cambiare gruppo parlamentare. Non sarebbe giusto. Sono stato eletto col proporzionale, senza scelta diretta sul mio nome da parte degli elettori. Il primo dei non eletti mi sostituirà, cioè l'ex assessore a Milano Tajani. A proposito di interviste, andiamo rapidi perché sono già le 9:11 e vi segnalo però sul Fatto Quotidiano l'intervista a un fedele di Silvio Berlusconi, Carlo Rossella, nato in quel di Pavia nel 1942, laureato in economia, inizia a lavorare come giornalista alla Stampa e a Panorama, scende in campo Berlusconi, appoggia Berlusconi, diventa direttore del TG1, poi della Stampa, lavora da Washington e da Mosca per Panorama, poi Mediaset, guida il TG5, nel 2007 presidente di Medusa Film, incarico che ancora ricopre nel gruppo Fininvest, collabora col Foglio. Meloni non mi piace, dice Carlo Rossella, sta intossicando l'Italia, rimpiango Berlusconi. La Premier non va oltre il cerchio magico familista. Gli italiani si stufano presto delle novità. Forse alle europee le cose già cambieranno, dice Rossella. La rubrica Gli insopportabili di Luigi Mascheroni sul Giornale oggi si occupa di Gianfranco Fini, l'armocromista di destra che abbina nero e arcobaleno. Dopo 10 anni di silenzio, il suo momento politico migliore, quando è stato zitto, è tornato in TV a spiegare chi sono i veri antifascisti. Attivista per i diritti civili, europeista, fa la fronda a Meloni e Lucia Annunziata lo adora. Ecco il vero PD. Era chiamato Cappuccino, ha liquidato MSI e AN, ha cambiato tutte le idee, ha tenuto gli immobili. Vi ricordate la storia di Monte Carlo, eccetera, eccetera. Se dovesse andare male con Elly Schlein, scrive Luigi Mascheroni, il PD può sempre ripartire da Gianfranco Fini, i crismi ce li ha, è un fiero immigrazionista, ha sempre amato quelle belle faccette nere, ormai è un sincero antifascista, è per lo Ius Schole, ancora un paio di ospitate da Lucia Annunziata e sarà anche per lo Ius Soli. Si affida da tempi non sospetti a un ottimo armocromista, le famose cravatte rosa e gialle su abiti color Africa Corps, è un europeista convinto, ma soprattutto fa subdolamente la fronda alla Meloni. Un tema di interviste, poi sul Giornale c'è invece un'intervista a Ottavio Alfieri, cardiochirurgo da Oscar. Anche Liz Taylor mi ringraziò. Ha inventato un metodo per la valvola mitralica che ha salvato la vita a 250.000 persone. Ha fatto 15.000 interventi, ora riceve un premio a New York. Ottavio Alfieri, maestro della cardiochirurgia italiana. All'alba degli anni 90 inventò il metodo di riparazione della valvola mitralica alla base della tecnologia percutanea più utilizzata al mondo, l'Alfieri Mitral Repair. Vi segnalo infine sulla Stampa, pagina di cultura, una conversazione al Museo Egizio con il direttore Christian Greco. Il direttore ospita un ciclo di incontri con i suoi colleghi dal Vaticano al British Museum. L'eurocentrismo è finito, serve una nuova prospettiva. La Venere di Botticelli influencer non basta. E con questo lasciamo la pagina di cultura, anzi la lasciamo con un bel pezzo di Guia Soncini su l'inchiesta.it, La venerata stronza, Fran Lebowitz, intellettuale statunitense, l'arte di dosare il disprezzo per continuare a fatturare, quattrino, lezioni di vita, una serata milanese, con la più grande scrittrice non scrivente, che risponde a domande sceme senza imbarazzo. Il pezzo è gustoso per chi si interessa di roba che non serve a chi deve mettere insieme il pranzo con la cena, cioè per mangiare, la famosa cultura. Ad ogni modo, sull'inchiesta.it. Musica. Avete ascoltato la rassegna